Il comandante della Guardia di Finanza del Veneto, Giovanni Mainolfi, definisce i suoi risultati strabilianti. Le Fiamme Gialle hanno messo a punto un nuovo sistema di indagine capace di lavorare su un'enorme quantità di informazioni e di metterle in correlazione, uscendo dall'ottica dei singoli casi e inquadrandoli in un sistema. Il sistema quindi ci dà un warning che attiva i nostri controlli in materia di riciclaggio. Ci ha consentito di elevare i nostri sequestri in materia di antiriciclaggio, per esempio, da poco più di 100.000 euro del 2019 ad oltre 200 milioni del 2021, il che è una cosa strabiliante. In occasione del 248° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza è stato reso noto il bilancio operativo dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio scorso, un'attività a tutto campo frutto anche dell'accelerazione indotta dalle nuove tecniche investigative. Ci è servito per intercettare fenomeni di violazione in materia di reddito di cittadinanza, in materia di riciclaggio, in materia di evasione fiscale, in materia di infiltrazione di criminalità organizzata, in materia di indebita percezione di spesa pubblica, di bonus facciate e quant'altro. È un sistema complesso che serve proprio per affrontare e fronteggiare i complessi fenomeni che la realtà ci pone. Un campo d'indagine importante dell'ultimo periodo è quello relativo alle truffe sui bonus edilizi, che a livello nazionale hanno superato i 5 miliardi. Noi ad oggi abbiamo accertato oltre 300 milioni di crediti fittizi generati solo cartolarmente, però abbiamo in cantiere delle attività che si chiuderanno a brevissimo che eleveranno di molto questo dato, quindi assolutamente il Veneto è in linea con le altre regioni. Più complicate sono le operazioni antiriciclaggio che hanno a che vedere con altre nazioni extraeuropee particolarmente presenti nel nostro territorio per la difficoltà di tracciare i finanziamenti alla fonte. Se la controparte non riesce a fornire una legittimità a quel denaro, a quelle risorse di cui dispone, evidentemente è più agevole immaginare che si tratti di risorse illecite. Quindi diciamo la catena di indagini per verificare la bontà, la legittimità di quella ricchezza si accorcia.